Ragazzi, ciao, sfrutto l'altoparlante del microfono, tanto questa è una diretta così, tanto per. Allora, prima mi sono registrato dei filmati mettendo questa compilation qua, su cassetta, al mixer sul canale 3, addirittura sul fono, sono riuscito a collegare la piastra, perché questo mixer supporta sull'entrata fono sia un'entrata segnale line. Ciao zio Marto Aida! Questo l'ho collegato, ci sta collegata una piastra che ve la faccio vedere, è questa, ok, aspettate, la 373 della Technics, e la cassetta che stiamo ascoltando è questa, aspettate che levo il flash, eccolo. E adesso vediamo un po' di effetti di quello che si può fare con questo mixer. Questo è Trance Dance ti dice niente Marto? Sta compilation? Aspetta che mando un po' di saluti. Ciao Giacomo, chi c'è collegato? Ciao Lu, ciao Andrea, ciao Gaetano, ciao Francesco, ciao Luca. Ecco, questo è un po' di trance, ma è trance degli anni 90, primi anni 90, come leggete, Trance Dance 1993. E sto provando, c'è sta pure Aura, Mismo Plastico. Scommetto che zio Marto Aida, ciao Francesco, ce l'ha tutte queste. State of Mind, Pacific Symphony, Trance Illusion, cioè io questi ho pure parecchi vinili. Guardate, mi sa che metto il cellulare così, si dovrebbe vedere quasi tutto il mixer. Proviamo a alzare un po'. Qui ci manca il piruletto, perché il piruletto ce l'ho, eccolo il piruletto. Qui manca perché questo va troppo giù, là ci metto uno spessore qua, perché sennò non posso selezionare il brano, perché il piruletto si vede che si è rotto. Comunque tutti ne parlano male di sti Behringer, però intanto si difendono. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa: l'equalizzatore qui, diversamente dal DTM 4000 che mi fece comprare, sempre ottimi consigli di zio Marto Aida, non è kill, qui va a meno 32, quindi non li leva completamente i bassi, leva soltanto 32 decibel, ok? Per gli addetti ai lavori, pure i medi e pure gli alti. Gli alti, cioè, quindi questo equalizzatore qui non è di tipo kill. Kill ce l'abbiamo qua dove sta il fader. Se vedete, conviene che gira un po' più il mixer, così si vede pure il fader, il cellulare. Allora, qui abbiamo questi tastini qui e questi qua, che invece sono di tipo kill. Se io lo premo, il basso scompare completamente. Qui ancora lampeggia 10, così i medi e così gli alti, ok? Quindi diciamo che l'equalizzatore di tipo kill ce l'ha qui a disposizione quando uno sta lavorando col fader. Il fader, ovviamente, come tutti questi ultimi mixer, mi sentite? Se mi sentite male ditemelo, se mi sentite male ditemelo, che io cerco di sistemare la situazione, Allora, scrivetelo, anche se io vedo, ogni tanto vedo, ma voglio proprio illustrarvi in poco tempo un po' questo mixer, che a mio avviso la qualità ovviamente è bassissima di questo mixer, come, cioè, toccando gli slide, i potenziometri eccetera, si sente al tocco che la qualità non è alta, ok? Però diciamo che se uno lo tratta bene, lo tiene sempre in casa, lo sai che non è accio, quindi diciamo che per quello che fa e per quello che costa, adesso si trova intorno ai 50 euro, 60,
questo il 700 si trova massimo a 100 euro usato, mentre il 750 che c'ha questo tutto colorato e nero è un po' diverso, ma poi di elettronica c'ha poco di più, costa qualche euro di più, si può trovare 120-150, mentre il DJX 900 che c'ha pure il lettore USB, dietro c'è una presa USB e si può interfacciare con i programmi, costa un po' di più, costa intorno ai 200 euro. Detto questo, vi ho dato un'infarinata di quello che può essere diciamo tutta la serie DJX della Behringer. Allora, qua ci stanno dei numeretti che cambiano sempre. Io adesso sto sul canale 3 e lui mi dice che sto intorno ai 125 bpm. Questo è il bit assist, come leggete, bit assist, che ti aiuta, diciamo, ti dice, ti dà un'infarinatura di quelli che possono essere i bpm del disco che sta girando. Non è proprio preciso, ma magari se uno vuole scrivere, vedete come cambia, mo 155 da 129, cioè non è tanto attendibile, però diciamo che se uno mette un disco e vuole scriversi sopra quanti bpm è, può andare bene, diciamo. Lo lasci lì, lo lasci andare, vedi un po', ti fai una media e facendo una media riesci a capire quanti bpm è quel disco, quindi lo scrivo sul centino. Certo non può essere preso in considerazione per mettere a tempo due dischi, perché questo passa da 122 a 159, non è attendibile, capite? Non va. Allora, detto questo, andiamo ad analizzare tutte le varie parti di questo mixer. Allora, questo è un mixer 4 canali più uno che è il microfono, ok? E c'ha diciamo l'uscita master con, non tutti i mixer ce l'hanno, il balance per vedere se state uscendo su tutti e due i canali, destro e sinistro, oltre ai LED. Questi sono i LED del master level, ok? Allora, iniziamo da questa parte qui, che è la parte del microfono. Allora, la parte del microfono di questo mixer è molto curata, perché non solo c'ha il gain del microfono, quindi potete, se avete un microfono con una capsula poco sensibile o volete stare un po' più lontani dal microfono per parlare, però dovete stare attenti ovviamente agli effetti Larsen e ai fischi, potete regolare l'intensità, la sensibilità del microfono tramite questo, che c'è scritto trim ma sarebbe il gain. Trim ce l'hanno tutti i canali, comunque sarebbe il gain. Poi c'è l'equalizzatore sul microfono, quindi bassi, medi e alti anche sulla parte microfono, ok? Oltre a questo bisogna dire, vabbè, c'è il pulsante per accenderlo e spegnerlo il microfono, e questo va bene. Questo vi diminuisce la musica in base, diciamo, alla vostra voce, quindi potete alzare un po' più di più la vostra voce, abbassare la musica, o viceversa, diciamo. Se state parlando e sentite che la vostra voce è troppo alta, potete agire su questa manopola per regolare. Forse era questa che andava qua, vabbè, poi la vedrò. Questa parte qua invece è dedicata al preascolto e alla cuffia. Questa parte qua, aspettate che vi giro un po' di più. Qui c'è attaccata la cuffia e queste due levette sono per la cuffia. Allora, la cuffia può lavorare in modalità stereo o in modalità split. Va bene, allora la modalità stereo vi fa sentire in stereo esattamente quello che voi impostate. Allora, questo è il volume, diciamo, se volete sentire solo la sorgente selezionata tramite questi pulsanti, non so se si vedono, adesso sono tutti illuminati e si spengono. Allora, voi potete sentire solo quello acceso, ne potete accendere 1, 2, 3, tutti quanti, potete pure sentire solo gli effetti. Questa è una cosa spettacolare, perché potete sentire in preascolto come viene l'effetto che voi state dando e poi mandarlo con Effect On, ok? Quindi questo vi fa ascoltare o quello che c'è fuori o quello che avete selezionato sul selezionatore, e invece questo è il volume della cuffia, ok? Andiamo ai vari canali. Allora, ogni canale può ospitare, per esempio il canale 1 ci potete attaccare Line e CD,
Allora, sono due ingressi di linea, che ne so, una piastra e un CD, ci potete attaccare due CD e cambiarlo tramite questa levetta. Rimettiamo un po' tutto quanto, ecco, proviamo a fare un po' così. Allora, tramite questa levetta potete selezionare quali dei due ingressi state adoperando, e questi sono due ingressi di linea. Non ci potete attaccare un giradischi qui, perché non c'ha il kit RIA interno su questo canale per poterlo adoperare il giradischi. Quindi qua ci vanno delle sorgenti, diciamo, preamplificate, diciamo, come possono essere i CD, le piastre, CDJ, e chi più ne ha più ne mette. Ci potete mettere pure la radio volendo, cioè qualunque sorgente sia già preamplificata, che non abbia necessità del kit RIA. Sul canale 2 invece, pure il canale 1 c'ha sia il gain, che è questo qua, e sia i tre canali dell'equalizzatore separati, i tre toni, bassi, medi e alti, che però non sono sempre di tipo cut, ma sono di tipo fino a meno 32 decibel, ok? Allora, canale 2 stessa cosa, però ci potete attaccare un giradischi e un CD, o due CD, o una piastra e un CD, o una radio e un CD. Insomma, permette questo mixer di attaccare veramente quello che volete, diciamo, quasi a qualsiasi canale, tranne il canale 1 che non può ospitare un giradischi. Però gli altri canali potete attaccarci tre giradischi, due CDJ e un giradischi, però c'ha tante entrate, ok? Perché qui ce ne potete attaccare 2, 4, 6, 8, quindi c'ha 8 ingressi su 4 canali, ok? Andiamo avanti, stessa cosa dicesi per il canale 3 e per il canale 4, ok? Fono line, fono CD, tanto CD e line è la stessa cosa. E ripeto, al posto del fono ci potete attaccare tre sorgenti già preamplificate tramite un interruttore che sta dietro, dove vanno attaccati i pin jack, ok? Allora, poi ci sono questi, ve l'ho detto, sono il preascolto in cuffia. Ci sono gli slide, questi sono, vabbè, i volumi tipici di ogni mixer, che poi uno sente, sembrano molto delicati, però questo è un mixer io ho preso usato, usatissimo, eppure funzionano tutti quanti, non hanno problemi. Va bene. Qua ci sono gli effetti invece. Tramite questo selezionatore potete selezionare se l'effetto lo volete su tutto quanto, quindi metterete master, oppure sul microfono, e subito dopo master c'è il microfono, quindi potete mettere l'eco sul microfono, per esempio, ed è molto comodo perché, per esempio, negli anni 80-90 tutte le cassette che si trovavano in discoteca, molti DJ usavano parecchi l'effetto eco sul microfono. Ognuno se lo impostava come gli pareva l'eco sul microfono. Questo purtroppo non c'ha parametri, diciamo, tu puoi scegliere solamente il tipo di effetto, ma non è parametrizzabile, quindi sono già dei programmi preimpostati, quindi potete metterlo sul canale 4, canale 3, canale 2, canale 1. Questo lo usate in preascolto, quindi potete preascoltare gli effetti come vi ho detto, mentre qui li scegliete e cambia il numeretto. Ora vi faccio vedere, ecco. Ovviamente qui ci andrebbe il piruletto, mo adesso l'ho temporaneamente levato, vedete, si seleziona premendo, fa un piccolo scatto, non so se si sente, ok, e qui selezionate l'effetto, e questo è il volume dell'effetto sulla musica che state ascoltando. Allora io adesso sto sul canale 3, infatti mi misura sul canale 3 la musica, quindi io andrò a dire al mixer che questo è canale 1, canale 2, canale 3, vedete, corrisponde al canale 3, esatto, stile anni 90, grande Deepak. Io mi sbrigo perché ci sono già altri amici, colleghi in diretta che magari uno vuole andare a sentire, quindi allora, per attivare gli effetti è sempre il solito tastone che hanno anche i Pioneer e che si illumina di blu. Adesso vi faccio vedere qualche effetto, qualche cosa. Questo fa i cavalli. Perché? Perché questo abilita l'effetto, diciamo eco. È un eco particolare però,
guardate che cosa si può fare. Io posso abbassare questo, però se alzo l'eco si sente solo, cioè se alzo l'effetto si sente solo l'effetto, giusto? Perché io ho alzato il volume dell'effetto, l'ho acceso e quindi io anche senza diciamo la base originale che ce l'ho abbassata, io posso sentire l'effetto, ok? Così lo abbasso e così lo alzo. Poi posso pure cambiare effetto, 21, lui se lo ricalcola. Ovviamente non va mai cambiato effetto con lo slide abbassato. Sentite com'è strano? Sembrano due canzoni sovrapposte. Sembrano due canzoni, perché se lo disabilito sentite come cambia? Allora cambiamo effetto, andiamo che ne so su un 24, selezioniamo, poi vabbè, avendo due mani, guardate, non so se si può vedere. Questo è un effetto che non l'ho acceso. Vedete, mi devo ancora abituare bene ad usarlo, perché già c'ha poche levette, perché in confronto a tanti altri mixer ce n'ha pochissime. Però per esempio già in confronto al DTM 4000 quello c'ha due display con altre due leve sotto per gestire gli effetti di ogni canale. Qui con questo io gestisco gli effetti, ma li posso associare solo ad un canale o a tutti, mentre il DTM 4000 puoi associare un effetto a un canale e un effetto a un altro. È un altro pianeta proprio il DTM 4000, Voglio trovare un effetto. Questo non mi piace. 33. Questo fa l'effetto proprio, infatti con tutto che ci ho abbassato questo si sente l'eco lo stesso. Questo pure è un eco, no? Quelli con 30 sono gli echi. Vediamo un po' 3A. Sì, sono tutti echi. 40. Ecco. Questo è solo per farvi vedere come funzionano questi mixer. Scusate se metto la mano davanti, che ha scritto qui. Ok, ciao Deepak, divertitevi anche voi, oggi è venerdì sera, domani è sabato, divertitevi. Io sto provando un altro po' questo mixer, poi devo preparare la cena a mia figlia che gli devo fare il petto di pollo, che lei è appena tornata da ginnastica artistica. E quindi, ciao Giuseppe, grande, pezzi da 90, grandioso. Ciao Enzo, sto vedendo un po' di altra gente collegata. Tanto per far vedere questo mixerino come funziona. Non è che voglio fare chissà che, questo già l'ho detto all'inizio della diretta, questo si trova tra i 60 e i 100 euro. Quindi non costa tantissimo, usato ovviamente, Ah, questo è bello questo effetto. Questo fa l'effetto destro-sinistro, questo è l'effetto pan. Questo 50.
se lo lasciate con lo slide abbassato, sentite la musica che passa da destra a sinistra. Se invece lo lasciate alzato, diciamo la base rimane sempre stereo normale, mentre l'effetto fa destro-sinistro, quindi è meno accentuato questo effetto, però è bello lo stesso. Il 50 me lo devo scrivere. Questo invece enfatizza, fa praticamente questa giostra qua. Sentite? Questo fa questa giostra qua. Sì, questo si sente poco purtroppo. Sentite, questo è l'effetto. Bello questo mi piace un sacco. Ma questo sporca tutto, effetto antico. Questo invece mette tutti alti. Mortà. Quindi questo accentua parecchio gli alti. Questo accentua i bassi ovviamente. Mamma mia, rimbomba tutto, viene giù a casa. Questo accentua i medi. Lo so. Mi faccio prendere il colpo, papà, non ti trovare mai più. Ieri che mi hai fatto suicidare mettendomi la pedana lontana. Pure questo è un altro effetto. Bisogna studiarli, mo piano piano me li studierò. Quanto cucini? Tra 5 minuti. Mia figlia mi chiede pure quando cucino, perché io in tutto questo devo trovare pure il tempo per cucinare. Ok, 75 era l'ultimo e va bene. Ok, qui ovviamente segna ancora perché l'ingresso c'è ancora. Gli slide funzionano benissimo. Ah, mi sono scordato di farvi vedere la parte fader, che il fader viene parecchio usato. La parte fader è questa qui, ok? Allora, parte fader e parte numeretti qua, così ho gli ultimi 2 minuti per illustrarvi. Allora, il fader ovviamente è quello che può passare da un canale, chiamiamolo A un canale, chiamiamolo B, ok? Allora, il fader normalmente nei mixer a 2 canali, quelli che mi piacevano a me, tipo il Trickmaster, erano a 2 canali, dall'A al B, erano in quei 2 canali e basta. In questi mixer a più canali, 4 canali, 5 canali, hanno introdotto queste levette che servono per assegnare la parte destra e la parte sinistra del fader a 2 canali qualsiasi, che sono quelli qui sopra, diciamo quelli in entrata. Allora, se uno vuole avere sulla parte A, che ne so, il canale 2 e sulla parte B il canale 3, basta che imposta. Vediamo un po' qui la cassetta, mi sa che è finita perché è già mezz'ora che sto in diretta. Andiamola avanti veloce, no? Vai. Ok, tanto questo è autoreverse. Ok, adesso ricomincerà la musica. Allora, praticamente stavo dicendo, con questi impostiamo canale A e canale B.
Io adesso per esempio sul B ci ho messo questo qui, il canale dove sta attaccata la piastra, quindi mettendolo tutto di qua io ho al massimo il canale B, il canale 3, ok? Canale 3 perché qui l'ho impostato. Canale 2 di qua non c'è niente, quindi spostandolo di qua non sento niente. Se fosse stato un giradischi, una piastra, qualunque altra cosa, io avrei sentito quello che stava sul canale 2, ok? Queste levette però non servono solo per assegnare il fader, fosse troppo bello solo questo, no, servono pure per assegnare, qui avete questi leddini, ok, servono per assegnare i counter, ok, come vedete qui c'è sempre A e B scritto e ci sono illuminati i leddini. Io muovendo questa, diciamo, questo selettore qui, vedrete che lì la lucetta cambia 1, 2, 3 e 4. Ok, 2, 3 e 1, ok, e questo pure per quest'altra, 4, 3, 2, 1, io sto muovendo questa qui, A segna B, ok, mettiamo 3, ok, allora, questa parte qui poi ha questo bit assist e sync lock. A cosa servono questi? Allora, il bit assist, una volta premuto, comincia a contare i BPM e li mostra qui. Ve l'ho detto, prendetelo con le molle sto contatore di BPM, con tante molle, ok? Quando ci sono due sorgenti basta premere sync lock su tutte e due e si illuminano questi ledini qua, ok? In base a questi ledini si può sapere la differenza di tempo, quindi di battute, di velocità, di BPM c'è tra la sorgente A e la sorgente B, ok? Quindi questo in teoria dovrebbe aiutare a mettere a tempo due brani musicali, sia essi provengano da CDJ, XDJ, piatti, piastre, Commodore 64, Amiga, quello che vi pare. E qui sotto c'è scritto time split, time offset, diciamo questo quando sono illuminati i due verdi in teoria i due brani stanno perfettamente a tempo e quindi potreste fare il cambio. Prendete con le molle tutta questa parte qui e questa parte qui, perché l'orecchio è l'unica cosa che conta, non tutti questi sono giocherelli, non ci credete troppo a tutti sti numeretti che compaiono, ok? Ciao Maurizio, benvenuto, ciao Marco, ciao Giorgio, ciao Andrea, benvenuti, ciao Franco, vi vedo tutti connessi. E questo era così un'infarinatura sul DJX 700 che è questo mixer. Ciao Andrea, grande riparatore Technics. Se ci avete, guarda, io so che tu ripari benissimo i 1200, 1210, tutte la serie dei 1200 fino anche a, no, riaccendi la luce Chiara, fino anche agli M5G e oltre, tutti quanti li riporti, addirittura ti portano carcasse e li riporti a nuovo, tra un po' ti portano pure le piastre e fai diventare 1210, perché Andrea è un grandissimo che riesce a riportare, però pure lui si intende di tutta questa parte elettronica, di tutte, lui è un must. Se ci avete qualcosa da riparare tenetelo in considerazione, lui è a Roma, gli potete anche spedire la roba, il materiale, e lui ve lo riporta in condizioni perfette, ok? Questa parentesi, diciamo che io non le chiamo parentesi pubblicitarie perché sono tutte cose vere, sperimentate, e quindi non è fare pubblicità questo, ok? Quindi portategli i 1210, i 1200, i piatti o anche qualunque altro apparecchio Technics. Come vedete, voi lo sapete, io sono affezionato molto alla Technics. Questo è il telecomando Technics di tutto il mio Ambaradam Technics che vi faccio vedere prima di chiudere la diretta. Questa è la piastra Technics che gira e che stiamo ascoltando tramite quel mixer, è un RSTR 373
Sotto c'è il top di gamma di questa serie che è il 575, che addirittura ha tutte e due le piastre che registrano, mentre le doppie piastre normalmente avevano una che registrava questa e questa che era solo play. In questo caso queste registrano tutte e due, perché questo era il top di gamma, questa che vedete sotto. Poi io ho, vabbè, il tuner, sto facendo vedere, ho l'amplificatore che è un, se riesce a mettere a fuoco, SUX950, e c'ho giù il lettore CD. Attualmente questo equalizzatore che vedete è un Kenwood, ma lo sto soltanto provando, perché quello che va lì è questo qui è quello che va su quello stereo, che è sempre Technics Stereo Sound Processor SHI85. No, grazie Andrea, a me mi fa piacere innanzitutto venire a conoscerti, tanto siamo di Roma tutte e due, e poi dovrò portarti i miei 1210 MK2 che, come hai visto, sono un po' parecchio rovinati, anche se funzionano perfettamente. Quelli sono da riverniciare e niente, praticamente io vorrei farli verniciati. Tu ne hai verniciato uno con tutte onduline, mi era piaciuto parecchio quello, quindi no, vabbè, io poi, voi sapete che io sono fissato, ho cassette da tutte le parti, no? Ovviamente sotto al computer, e qui quella con cui lavoro sempre è questa piastra qui, che è una Technics RSDR474, che è quella in mezzo di gamma. Lì abbiamo visto 373, 575, questa è la 474, questo è il NAS, come vedete qui, questo lavora sempre il NAS, e questo è attaccato al PC. Io con questo passo le cassette, con questa piastra qui. Questo è un mezzo di gamma, cioè mi sono sempre trovato benissimo, per quanto c'ho pure le Teach, giù c'ho due Teach con il regolatore di velocità di scorrimento del nastro, con quelle si può fare anche il DJ, perché hanno il pitch, quelle due Teach che c'ho io. Comunque vabbè, sono tutte cose che io ho tutto qui accatastato, perché purtroppo non c'ho tanto tempo da dedicare. Ecco, io oggi ho trovato quest'oretta di tempo per fare questa diretta e vedere come funzionava questo mixer, che io ho preso a scatola chiusa, Io non l'avevo provato questo mixer e devo dire che funziona bene, i slide funzionano. Io avevo paura che si sentiva un canale solo, invece si sentono tutte e due. Ovviamente io giù ho tutte casse Technics, anche se a questo amplificatore ci ho attaccato Technics CS, e però poi ci ho dovuto attaccare per forza queste RCF. Queste si sentono uno spettacolo, queste RCF sono uno spettacolo. Praticamente questo amplificatore Technics c'ha il surround, vedete? Qua c'è scritto surround. Se io lo attacco, questo attiva il surround su 4 altoparlanti, e 2 sono questi, ovviamente gli altri li ho messi qua giù. Ok, eccoli là. Gli altri 2 RCF Technics. Ok, questo era per farvi vedere, insomma, questo era più per il mixer questa diretta che per altro. Ovviamente qui c'ho tutti i vinili di qua, vinili di su, vinili di giù, vinili, quanti vinili volete. Io qua, come mi giro, ci stanno cassette e vinili, vinili da tutte le parti. Ciao Paolo, grande Paolo. Ciao Emilio, mi fa piacere che mi seguite in tanti. Ciao Renzo, ciao Cesare, pure Gionata, ciao Gionata. Noi con Gionata ci conosciamo oramai da parecchio. Ciao Christian, sto vedendo un po'. Comunque era una bella cassetta pure questa, Questa era Trance Dance Compilation. Spegniamo un po' sto faro, ecco, se no non si legge. Trance Dance Compilation. E adesso stiamo sentendo, mi sa, il lato B.
questo dice so 158 bpm. Non mi pare. Comunque vabbè. Non mi pare proprio che so 158 bpm. Cristian, che vinili ho? Sarebbe impossibile. Qui c'è tutta la collezione dei Queen, quella che uscita in edicola. Tutti i tripli, quadrupli, terzi. Qui sotto non solo quella che è uscita in edicola, ma l'ho completata, c'è tutta la collezione di Vasco Rossi, qui solo Vasco Rossi, e l'ultimo è Celentano, quello che è uscito adesso che non ha avuto successo per niente, però l'ho preso lo stesso. Qui sono tutti, diciamo, mix, 33 giri, questo è bennato. Qui invece sono solo dischi mix, eccoli qua, tutti i dischi mix di Lesi, quelli che io la mattina scelgo una bella copertina, li metto sopra al giradischi e faccio la foto la mattina. Ecco, questo non lo conosce nessuno, boh, ma chi è? Che ne so. Guardate, io qui tiro su una copertina bella, però deve essere una bella copertina, e poi la faccio la foto. Chi è? No, ma ce n'ho talmente tanti di vinili. Chi è? Moratto, Warriors. Vabbè. E qui oramai non c'è più insieme, non c'è più connesso, ma disco di Deepak. Chi è? Guardate qui che c'è, va. Il picture disc di Savage, Only You. Sì, andiamo, sì. C'è mia moglie, sì, mia figlia che chiede la cena. Quindi io su Trance Illusion, eccola, Trance Illusion 4 minuti e 28. Questa era la mia scrittura quando ero piccolo, perché nel 93 ero piccolo, diciamo sono del 74 io, e io scrivevo così, tutto bello ordinato. Comunque mo lascio andare un po', me la sento sta canzone e vado a cucinare. Ragazzi, grazie di essere stati con me, un saluto a tutti quanti. Grazie da Reni J. Aspettate che giro. Un saluto da Reni J a tutti. Grazie a Reni J che ti fa la cena. Esatto, adesso Reni J ridiventa Renato De Vita, va a fare la cena alla figlia. Ciao a tutti, ritorno al futuro.